Ha destato parecchio scalpore il fatto criminoso avvenuto ieri a Fontanelle di Agrigento. Sarà l'autopsia predisposta dalla magistratura a chiarire meglio i fatti accaduti. Intervista al legale di Telefono Aiuto, avvocato Schifano. Vertice stamani in prefettura del Comitato Ordine Pubblico di Lampedusa su iniziativa del prefetto Romano. Diverse le iniziative svolte ieri in occasione della festa del Santo Nero, manifestazione in difesa della vita. All'Accademia Belle Arti Michelangelo, a cura del Comitato per il recupero delle tradizioni popolari, si è parlato della festa di San Calogero di questa settimana. Il lascito di Berlusconi a Dell'Utri per beneficiare la città di Agrigento, una biblioteca nella valle e master universitari, si chiamerà Biblioteca Utriana. Nuovo appuntamento per il Consiglio Comunale di Favara il prossimo 11 luglio, all'ordine del giorno le variazioni di bilancio e la demolizione e la ricostruzione della scuola Antonio Mendola. Presentato ieri a Real Monte il premio letterario Dina Russello, a Siculiana lancia il Contest Vasami. E benvenuti con l'edizione odierna del nostro telegiornale, che apriamo con il fatto di ieri, l'omicidio-suicidio che è stato parecchio scalpore nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento, uno dei più popolosi della città. Sarà infatti l'autopsia voluta dal procuratore facente funzioni Salvatore Verla a disporla ieri al termine di un lungo sopralluogo. E intanto sulla vicenda abbiamo sentito il parere dell'avvocato Sabina Schifano, dello staff legale del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, il servizio. Ha destato parecchio scalpore l'omicidio-suicidio di ieri nel quartiere Fontanelle ad Agrigento, uno dei più popolosi della città. Sarà l'autopsia voluta dal procuratore facente funzioni Salvatore Verla a disporla ieri al termine del lungo sopralluogo che l'autorità giudiziaria ha fatto sui corpi di Daniele Gallo Cassarino, di 47 anni, marito di Lenia Bonanno, di 45 anni, che sarà eseguita dal medico legale Alberto Alonci. Procuratore, qualche notizia in merito, qualcosa? Dinamiche e modalità. Faremo l'autopsia su tutti e due i cadaveri. Uccide lei e lui poi si toglie la vita più tardi? No, dobbiamo mettere in fila i fatti e l'autopsia ci aiuterà a farlo. Grazie. Un commente, procuratore. A dare il primo allarme è stata la titolare del negozio dove lavorava Ilenia, che vedendola ritardare ha avvisato i familiari. Il figlio della coppia si è recato così immediatamente nell'abitazione, ma non è potuto entrare in quanto la porta era bloccata dalle chiavi appese all'interno della serratura. Così lo stesso è entrato dal retro dell'abitazione, dove ha potuto constatare purtroppo la morte dei due genitori. Sembrerebbe che Elena sia stata strangolata dal marito e non, come si era pensato in un primo momento, accoltellata. Il marito invece si è impiccato nella camera da letto. Elena era molto conosciuta in città in quanto lavorava come commessa in un noto negozio di telefonia di Agrigento. Sembrerebbe che nei giorni addietro erano state parecchie le liti tra la coppia, che molto probabilmente erano dovute anche alla perdita del lavoro che il marito aveva spontaneamente lasciato senza apparente motivazione, quindi senza poter usufruire della disoccupazione. Un omicidio-suicidio che forse si poteva evitare, a detta dei tanti che ieri sono stati presenti dopo l'accaduto davanti all'appartamento. Nelle sere precedenti anche l'intervento delle forze dell'ordine. Sarà ora l'autopsia a stabilire la dinamica del fatto criminoso. Avvocato Schifano, purtroppo ad Agrigento si è verificato un fatto grave, un omicidio-suicidio. Una mamma, una moglie ha perso la vita e poi il marito si è suicidato. Fatti che sembrano lontani a vedersi in TV, ma purtroppo oggi è successo anche nella nostra città. Ha detto bene, questo drammatico fatto di sangue sicuramente ha sconvolto la comunità agrigentina e quella nazionale, ma soprattutto quella agrigentina, proprio perché non ci si aspetta mai che questi fatti possano accadere al nostro vicino di casa o comunque a chi vive accanto a noi. Se questo è successo, evidentemente abbiamo fallito come istituzioni, come centro antiviolenza, come società in generale. Per esempio, apprendo dalle notizie giornalistiche
che i vicini di casa avevano sentore di questi litigi, di queste urla, di questa violenza, e comunque che esisteva in quella famiglia un problema di maltrattamenti. E purtroppo non hanno sentito quel dovere civico o morale di fare una segnalazione. Noi come centro antiviolenza abbiamo cercato da sempre di far conoscere che il nostro servizio è fatto anche per questo, per segnalare situazioni di disagio, di maltrattamenti, garantendo l'anonimato. Probabilmente se ci fosse stata una segnalazione il caso sarebbe stato attenzionato e non ci saremmo trovati qui a parlare. Allo stesso modo penso per esempio che le strutture pubbliche siano venute a conoscenza di una situazione di disagio che viveva il signor Gallo Cassarino. Ho appreso che assumeva degli antidepressivi, quindi questo che significa? Significa che è passato da un servizio di salute mentale, da un medico che gli ha prescritto questi antidepressivi. Perché non è stato attenzionato? Un soggetto che si licenzia evidentemente ha un problema di fondo, ha un problema che deve essere seguito. E mi chiedo a questo punto a cosa servano i nostri bei protocolli, i nostri incontri per arrivare a questa sinergia tra gli enti, se poi alla fine non riusciamo a fare rete, quella che ci vuole realmente. Anche un'amica, un parente che probabilmente sapeva di questa situazione che viveva la famiglia, però forse noi pensiamo sempre che questi fatti vadano, i panni sporchi vanno lavati in famiglia alla fine, no? Senza capire che invece sono fatti che riguardano tutta la società. Penso a questa famiglia distrutta, penso alla vita rovinata per sempre di questi figli. Facciamo un appello ai tanti che ci ascoltano, che magari si possono trovare in condizioni similari, a chiedere aiuto, al telefono aiuto. L'occasione è giusta, bisogna capire che fare la denuncia probabilmente è l'unico modo che può evitare queste situazioni drammatiche. La povera Ilenia probabilmente non ha capito che doveva chiedere aiuto. Non dico in generale diciamo frasi fatte che sentiamo da sempre: dobbiamo denunciare, dobbiamo cercare di capire, di stare vicino alla coppia che si separa. Questo è un elemento secondo me determinante quando in una famiglia si vivono situazioni di violenza, di disagio, di maltrattamenti, situazioni che evolveranno sicuramente in una separazione. Noi dobbiamo intervenire prima, non quando si arriva davanti all'autorità giudiziaria, ma dobbiamo cercare di aiutare questa coppia che ha manifestato la crisi e che deve essere aiutata, perché la separazione è come un lutto, va gestito, va metabolizzato, va gestito questo distacco. E quando questa gestione avviene con odio, con rancore, con rabbia, si arriva alla violenza e all'escalation purtroppo dell'omicidio. E stamani vertice del Comitato Sicurezza in Prefettura con i rappresentanti delle forze dell'ordine, il Questiore, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, alla presenza del prefetto Romano. Tra i vari punti all'ordine del giorno anche la questione di Lampedusa, che sta vivendo un momento particolarmente travagliato. Da un lato l'arrivo degli immigrati che per via del mare calmo aumentano giorno dopo giorno, e dall'altro la stagione turistica importante per salvare l'economia dell'isola. Vertice stamani del Comitato Sicurezza in Prefettura di Agrigento con i rappresentanti delle forze dell'ordine, Questore, Guardia di Finanza, Carabinieri, alla presenza del prefetto Romano. Tra i vari punti anche la questione di Lampedusa, che sta vivendo un momento particolarmente intenso. Da un lato l'arrivo degli immigrati che per via del mare calmo aumentano giorno dopo giorno, e dall'altro la stagione turistica importante per salvare l'economia dell'isola.
In realtà proprio questo governo sta dando una svolta a Lampedusa, nel senso che l'indicazione che ci perviene, che io condivido pienamente, è quella di sollevare il comune e quindi la comunità locale da tutti i pesi relativi alla presenza di migranti. Noi stiamo lavorando per assumere sulle nostre spalle direttamente la gestione di tutto ciò che riguarda i migranti, compresa la spazzatura, quindi i rifiuti, compresi i trasporti necroforici, in modo da far sì che il comune non abbia a soffrire della presenza dell'hotspot. Per cui andiamo proprio nella direzione invece di aiutarlo il turismo. Poi se le richieste sono altre vanno fatte agli altri ministeri a secondo delle materie. Il Ministero dell'Interno questo può fare e questo sta facendo. Era appunto in senso del turismo la protesta, perché giustamente si vengono a mancare introiti, perché si dà un'immagine un po' particolare. Comunque diciamo, a noi risulta che l'isola sì, sia abbastanza favorita dal turismo, insomma, basta fare un controllo veloce sui dati, insomma, il turismo non ne ha a soffrire, anzi la notorietà dell'isola paradossalmente ha pure favorito una crescita costante nel corso degli anni che ha portato ai risultati di oggi. Siamo già a 1000 immigrati, ma in questo momento ne stanno partendo 500. 500. Cioè ormai abbiamo, una delle cose che abbiamo fatto è ingrandire molto la capacità delle navi che partono da Lampedusa, a vantaggio di tutti, separando peraltro i flussi dei passeggeri turistici o isolani da quelli dei migranti. Quindi abbiamo grandi capacità di trasporto, in questo momento stanno partendo 500 migranti. E passiamo ora alle iniziative sulla festa di San Calogero. Sono diversi. Ieri, nell'ambito appunto delle iniziative, una giornata dedicata alla disabilità e alla vita, che ha visto la benedizione delle mamme in attesa e dei bambini con i pellegrini delle parrocchie di Santa Maria degli Angeli e San Michele alla Badiola, quindi la passeggiata per la vita 100 passeggini promossa dal CAV di Agrigento, partiti dal santuario fino ad arrivare in piazza Cavour, tutto in collaborazione con la banda musicale del liceo classico Empedocle e l'associazione Portatori di San Calogero. Noi eravamo sul posto a seguire l'evento. Nell'ambito delle iniziative inserite nel programma di San Calogero, anche una giornata dedicata alla disabilità e alla vita, che ha visto la benedizione delle mamme in attesa dei bambini con i pellegrini delle parrocchie di Santa Maria degli Angeli e San Michele Badiola. Quindi la passeggiata per la vita, 100 passeggini, promossa dal CAV di Agrigento, partiti dal santuario di San Calogero fino ad arrivare in piazza Cavour, in collaborazione con la banda musicale del liceo Empedocle e l'associazione dei portatori di San Calogero. Oggi è la giornata della disabilità e della vita, organizzata dall'associazione Portatori di San Calogero insieme con il CAV della parrocchia Madonna della Provvidenza. Abbiamo intrattenuto qua tutti i bambini, le persone disabili, in una sorta di integrazione che San Calogero vuole che si abbia sempre nella vita, non soltanto in occasione dei festeggiamenti in suo onore. È stata fortemente voluta dall'associazione e da tutto il direttivo che si è impegnato, e abbiamo distribuito delle magliette così come simbolo della festa con San Calogero disegnato. Vedete altre iniziative in questo senso? No, questa diciamo che è una delle conclusioni, però domani ci sarà la megatorta a cura del pastry-chef Giovanni Mangione e sabato concluderemo con il concerto di Giusy Ferreri che ha organizzato il Comune. E poi domenica, l'ultima domenica, salutiamo il nostro amato Santo Nero. La Sei Volus presente a questa iniziativa di oggi? Sì, siamo presenti, siamo stati invitati dai portatori di San Calogero e noi siamo veramente onorati sia per far conoscere la nostra associazione sia per partecipare. San Calogero è un evento che rappresenta qualcosa di importantissimo per noi agrigentini, sentito fin dall'inizio da quando siamo bambini, quindi siamo adolescenti, è qualcosa che veramente ci appartiene ed è qualcosa di meraviglioso perché ci fa vivere in questa settimana veramente a contatto tra di noi, tutti noi cittadini ci viviamo tutti insieme, effettivamente con la nostra semplicità, con questa semplicità di questa festa, effettivamente siamo veramente contenti. Siamo stati invitati in occasione della festa di San Calogero, prima in piazza Stazione giorno 30 e adesso giorno 6. Cosa avete fatto? Quale canzone avete seguito? Abbiamo seguito intanto Zingarella, che è la marcia tipica di San Calò, e poi diverse marcette americane come Stelle e Strisce, The Liberty Bell e Washington Post. Quindi la
band diciamo del Liceo Empedocle in questa festività è presente? È presente in tutte le festività ormai agrigentine, abbiamo iniziato con la Sagra del Mandorlo e adesso Parliamo un andiamo attimo avanti. della banda, quanti sono i ragazzi che la compongono? Le ragazze che la compongono sono attualmente 40 e di tutte le sezioni. Oggi giornata dedicata a chi salva una vita, il CAV con una marcia che inizierà tra qualche istante dal santuario in piazza Cavour. Sì, è sempre un piacere essere inseriti nel programma della settimana di San Calogero. Una giornata, un pomeriggio dedicato ai bambini, dedicato a San Calogero naturalmente, con subito dopo la celebrazione della messa, la benedizione delle mamme in attesa e dei bambini. E poi faremo la passeggiata da qui fino a piazza Cavour, dove lì ci sarà un momento molto carino, perché Ugo Adamo suonerà con il suo violino e poi ci sarà Antonella Morreale dell'associazione Arcobaleno che reciterà delle poesie a favore della vita. Per noi è sempre una gioia. Quindi una presenza importante, diciamo, per la festa di San Calogero, il CAV è presente. Sì, è una festa molto importante, molto sentita e noi siamo veramente onorati di essere qui presenti ogni anno e siamo felici di continuare a festeggiare sempre la vita e che è il nostro futuro. E sempre tra le iniziative di San Calogero anche quella che si è svolta presso la sede dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, promossa dal Comitato per il recupero delle tradizioni popolari, giunta alla sua 10ª edizione, dal tema Quale festa di San Calogero. Lello Casesa, oggi una grande manifestazione, si ricorda San Calogero con la 10ª edizione, un momento che è diventato importante. Sì, è un momento che arricchisce la settimana di San Calogero tra le iniziative collaterali, che vuole raccontare, che vuole celebrare, che vuole spiegare attraverso alcuni interventi culturali, quello di Elio Di Bella, la storia del santo e del santo nero. Quest'anno ha una particolare necessità perché le indicazioni e le restrizioni delle autorità hanno suscitato, è chiaro, un poco di amarezza da parte della città che perde la sua più bella tradizione, quella di avvicinarsi al santo e di baciarlo. A mio avviso è stato svuotato l'anima e così com'è, a mio avviso veramente va pensato, va rimodulato. Però saranno le autorità a stabilirlo e a indicarlo. Non penso che a Siena le autorità abbiano pensato mai di togliere il Palio di Siena per un problema di sicurezza, o ad Ivrea dove tonnellate e tonnellate di arance vengono sbattute e schiacciate. Qui succede ad Agrigento e noi supinamente accettiamo queste indicazioni. Stasera invece vogliamo discutere, approfondire, chiacchierare anche con momenti di musica di Tom Sinatra e premiare alcune delle famiglie che continuano questa tradizione di San Calogero. Elio Di Bella partecipa a questa manifestazione presentando anche il suo libro San Calogero e la città. Hai fatto anche un intervento su queste nuove restrizioni che purtroppo la città sta subendo. Sì, ritengo che, appunto, come dicevo, bisogna armonizzare le leggi con le tradizioni, con le consuetudini che da 5 secoli, no,
sono alla base della festa di San Calogero. Non possiamo fare un braccio di ferro tra popolo e autorità per vedere chi la spunta. Dobbiamo trovare la maniera di, nel rispetto delle leggi, poter fare serenamente questa festa senza che nulla vada perduto di quello che è sacrosanto, che è giusto, che, ripeto, da 5 secoli i nostri padri ci hanno tramandato. 5 secoli di storia, cita il tuo libro, che ieri ha avuto un gran successo nella presentazione al Circolo Empedocleo. Sì, 5 secoli di storia, perché gli atti che abbiamo, storici, archivistici, ci dicono che una confraternita di San Calogero è nata nel 1573, ha avuto un suo statuto autorizzato dal vescovo e tra le altre cose già lo statuto prevedeva una processione e quindi anche portare in giro il simulacro del santo, raccogliere le offerte e si davano indicazioni precise pure su come i confrati dovevano vestire. E da allora diciamo, la festa si è notevolmente trasformata, sono nati i voti, sono nate le processioni offertoriali, ma è stata sempre una festa fortemente popolare, la festa dei contadini che ringraziavano il santo per l'abbondanza delle messe. Storia potente di un santo onivoro e bello che c'era una volta Girgenti. Lo santo degli grazi. Questi sono alcuni dei miracoli che fece lo santo alla gente. E siccome domenica è la sua vera festa, gridiamo tutti con tutta l'intenzione: viva lo santo e avanti la processione! Il lascito di Berlusconi a Dell'Utri per beneficiare la città di Agrigento, una biblioteca nella Valle dei Templi e master universitari. Si chiamerà Biblioteca Utriana, il servizio di Margherita Trupiano. Una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi. Sarà il mio dono e anche quello del mio amico Silvio per Agrigento, capitale della cultura 2025. Sarà pronta per quella data, lo ha dichiarato ieri Marcello Dell'Utri, parlamentare di lungo corso, fondatore di Forza Italia, che con Silvio Berlusconi ha avuto uno storico e vero rapporto di amicizia e di sostegno anche in momenti che li hanno travolti in bufere giudiziarie. E così anche la città di Agrigento potrà avere un beneficio dal lascito di Silvio Berlusconi. Dopo l'apertura del testamento, attesissimo da eredi e curiosi, infatti, come ampiamente affermato da tutti i quotidiani nazionali che ne hanno anche pubblicato le ultime volontà con firma apocrifa, è stata una sorpresa la destinazione di 30 milioni di euro a Marcello Dell'Utri, storico e vero amico da sempre del magnate della TV commerciale italiana, morto poche settimane addietro. Sarebbe volgare, afferma Dell'Utri, ridurre un'amicizia come la nostra a un conteggio economico. A parte il fatto materiale, questa è una cosa che sancisce rispetto e valore dell'amicizia. Io e lui ci siamo dati tutto nell'amicizia, lui mi ha fatto fare cose straordinarie che non avrei mai fatto se non lo avessi avuto come ispiratore, come mentore. E Dell'Utri ha le idee chiarissime su come impiegare questi fondi che produrranno cultura per la città di Agrigento. E allora non solo una biblioteca. Chiedo, ha continuato, l'attivazione di un laboratorio di restauro del libro e della carta, oltre a un master in biblioteca e un master in economia legato a editoria e libri. Visto che il Polo Universitario di Agrigento ha i docenti di beni culturali dell'Ateneo di Palermo, tutti insieme, dice, si lavori ad un'officina del sapere per studenti e ricercatori.
Agrigento dunque, entro la data che la vedrà capitale della cultura, potrà dire grazie a Silvio Berlusconi e la destinazione che ha voluto Marcello Dell'Utri per la creazione dell'imponente struttura culturale e per le sue appendici accademiche, ma naturalmente crediamo che possa essere scaturita da un'idea sicuramente geniale di qualche parlamentare agrigentino che è stato molto vicino a Silvio Berlusconi e a Marcello Dell'Utri, l'onorevole Riccardo Gallo, che abbia voluto così dare una mano di supporto a quell'importante appuntamento che metterà nel 2025 la nostra città al centro dei flussi turistici del mondo. Tornerà a riunirsi martedì prossimo 11 luglio alle ore 19 il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dalla Presidente del Consiglio, Miriam Mignemi. Il servizio di Giuseppe Moscato. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, approvazione dei bilanci consolidati per gli anni 2016 e 2017, ovvero quelli post dissesto finanziario, ed alcuni provvedimenti inerenti l'Unione dei Comuni denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento sono gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata in sessione ordinaria per martedì prossimo 11 luglio alle ore 19 dalla Presidente Miriam Mignemi. La prima variazione di bilancio è relativa ai finanziamenti del Fondo Opere indifferibili per l'anno 2023 dell'Unione Europea e riguarda il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola Antonio Mendola. In materia di edilizia scolastica, anche la variazione di bilancio relativa al progetto per la realizzazione di una nuova mensa scolastica nella scuola San Domenico Savio. I consiglieri comunali ad inizio di seduta sono chiamati anche all'approvazione della proposta della Giunta Comunale relativa allo schema di statuto annesso atto costitutivo dell'Unione dei Comuni, denominata Area Urbana Funzionale di Agrigento, costituita tra i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giangaxio, Raffadali, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Moxaro, per l'attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo programmatico 2021-2027. Consiglieri che dovranno anche eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni. Si ritornerà quindi alla materia finanziaria con l'approvazione del bilancio consolidato degli esercizi finanziari 2017 e 2016. Infine, tempo permettendo, chiude l'ordine del giorno una mozione consiliare per proporre azioni finalizzate all'adeguamento del servizio ASACOM. In vista dell'approssimarsi della data che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, vide il centro cittadino bombardato con centinaia di vittime, tra cui il liceo classico Empedocle, abbiamo sentito lo storico Paolo Cilona. In vista dell'approssimarsi della data che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, vide il centro cittadino bombardato con centinaia di vittime, abbiamo sentito Paolo Cilona, storico agrigentino, che ci ha raccontato invece di alcuni che per puro caso riuscirono a salvarsi e divennero poi personaggi illustri della nostra città. L'intuizione del preside La Rocca sicuramente ha salvato la vita di decine e decine di studenti che dovevano sostenere gli esami di liceo, e fu per la prima volta nel corso della storia del liceo che si andava ad essere promossi senza sostenere gli esami. Ebbene, l'anno scolastico fu chiuso il 18 di giugno del 1943. Il 10 luglio il liceo fu raso al suolo da un bombardamento aereo da parte degli americani. Se non fosse stato preso quel provvedimento da parte del preside di chiudere l'anno scolastico il 18 di giugno, quei abitudini che gli esami di Stato e di maturità avviene di solito nella prima decade del mese di luglio, sicuramente moltissimi sarebbero stati vittime dei bombardamenti. Si salvarono delle personalità importanti in quell'occasione? Sicuramente, infatti Endo Lauretta, l'agrigentino Endo Lauretta, lo scrittore Andrea Camilleri, lo storico Gaspare Giudice,
gli ingegneri Fausto De Vecchi, Domenico Rubino e Guido Cassaro e tanti altri importanti personaggi della vita politica. Basta pensare a Luigi Giglia, che fu sottosegretario ai lavori pubblici, e anche all'onorevole Francesco Di Leo. Quindi il provvedimento del preside sicuramente avrà salvato la vita a questi illustri personaggi. Linea alla regia per la pubblicità. Conferenza stampa ieri di presentazione della nuova cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo, in collaborazione con il gruppo San Donato di Milano, tenuta dal presidente della regione Schifani e dall'assessore al ramo Volo. Una realtà che torna la cardiochirurgia pediatrica a Palermo, progetto di eccellenza. Basti pensare che i 2 operati nei giorni pregressi erano lista d'attesa a Milano, non ci saranno più questi episodi, viaggi alla speranza, e questo è un grande passo in avanti, dare sicurezza anche alle famiglie, ai genitori di questi piccoli bambini, e si coniugherà con l'altro progetto che stiamo portando avanti, la realizzazione del polo pediatrico di Palermo, che abbiamo riesumato. Tra poco verranno approvati i progetti e partirà il finanziamento. I vantaggi di questa nuova organizzazione, intanto devo segnalare, sono dati dalla fortissima coesione e integrazione che si è sviluppata all'interno del gruppo di lavoro di cardiochirurghi nostri. Tendo a sottolineare cardiochirurghi, emodinamisti, anestesisti, infermieri, perfusionisti che sono stati per qualche tempo a lavorare a Milano. Questo apprendimento non solo delle nuove tecnologie, ma soprattutto del lavorare così strettamente insieme, fa sì che sia un'equipe particolarmente coesa, in condizioni di lavoro stressantissime come quelle delle alte specializzazioni. È una componente che va tutto a vantaggio dell'assistenza che viene erogata ai pazienti. Noi oggi siamo veramente onorati di essere qui. Il rapporto fra il pubblico e il privato rafforza la qualità della sanità e dà sì a una sanità migliore alle famiglie. Noi siamo qui per un obiettivo, era nostre visioni del 2020-2030 di venire verso il sud, e per noi non possiamo non mancare in Sicilia, perché pensiamo la Sicilia, Palermo è un hub mediterraneo che non può non esserci. Il nostro interesse è quello di partecipare quanto più possibile e quanto più siano aperte le amministrazioni regionali a queste partnership pubblico-privato, dove coniugare l'efficienza e l'efficacia delle cure all'efficienza dei numeri, in modo che il sistema sia compatibile ma abbia le migliori cure per tutti, attraverso appunto clinica, ricerca e formazione. Ci sono tante potenzialità che dobbiamo sviluppare, ma siamo fiduciosi che con il tempo, già in questi primi mesi di attività, riusciremo in quello che ci siamo prefissi, e cioè di fare dei numeri, di avere ottima qualità, di offrire una cura con amore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie dietro, l'internazionalizzazione, la produzione scientifica. Quando parlo di internazionalizzazione, la Sicilia è una portaerei al centro del Mediterraneo. Se i pazienti dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Libia vengono a Milano, perché non dovrebbero venire a Palermo? E si è svolta ieri a Realmonte la presentazione della seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello, in programma il prossimo 22 luglio nella sala consigliare del comune di Realmonte. Le interviste. Siamo alla seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Russiello. Il comune di Realmonte non può che manifestare la piena soddisfazione per l'enorme lavoro svolto da Pascal, dai componenti illustri della giuria e dagli ospiti che riceveremo in un altro meraviglioso sito di Realmonte, che è la Villa Romana, di concerto con l'ente, e per questo ringrazio anche il direttore Sciarratta. Che dire, e diciamo sempre che siamo nella direzione della bellezza. Bellezza significa tante cose, nel caso di specie significa cultura, significa storia, significa tradizioni, significa territorio che non ospita solo monumenti naturalistici meravigliosi, già quello di per sé fa la differenza, oltre a siti archeologici
come la Villa Romana, che sono esemplari quasi unici, promontori meravigliosi, Torre di Monterosso, il promontorio del Faro e tante altre storie, tradizioni e cultura. Come sindaco di questo territorio che crede fermamente nel futuro e in un raggiungimento di traguardi a poco, uno dopo l'altro, ma che sono sicuramente in una direzione precisa che già è in essere e che non può essere fermata. E sicuramente le interlocuzioni, i lavori, ciascuno per la propria competenza, dell'esecutivo, della giunta, del sindaco, del consiglio e di tutto lo staff, l'equipe, politici, tecnici e quant'altro, faranno la differenza e ospiteranno come si deve Agrigento, capitale della cultura 2025, con servizi, interlocuzioni, protocolli, convenzioni, tutto ciò che può fare la differenza. L'associazione culturale Pascale Schember Realmonte finalmente è riuscita a realizzare la seconda edizione. Quest'anno abbiamo 3 sezioni: la sezione per i scrittori emergenti, per i scrittori affermati e per i premi letterari alla carriera, e in più alla fine ci saranno premi di onorificenza. Quindi quest'anno la manifestazione si terrà alla Villa Romana, grazie all'accordo che abbiamo avuto con il direttore, l'architetto Roberto Sciaratta, perché al Belvedere Scala dei Turchi era un po' piccolo, in quanto quest'anno ci sono molti premiati e verranno più persone da tutta Italia e anche dalla Francia. Quindi io ringrazio come al solito il Comune di Realmonte, particolarmente la sindaca Sabrina Lattuca, il Presidente del Consiglio Felice Vaccaro e tutte le persone che collaborano a questa manifestazione, soprattutto la Commissione, che hanno letto tanti libri che noi ne abbiamo selezionati abbastanza. Quest'anno i premi saranno molto di più dell'anno scorso. E Siculiana, città degli sposi, ha lanciato ieri l'iniziativa Vasami, il servizio. In occasione della giornata mondiale del bacio che si è celebrata ieri 6 luglio, il comune di Siculiana, in collaborazione con la Proloco del paese, ha promosso il contest Vasami, d'amore, affetto ironico e materno, un bacio, un gesto di tenerezza che mette buon umore, consola, abbatte barriere e rende complici. Nella città degli sposi il bacio diventa quindi il simbolo dell'amore. Per questo motivo Siculiana lancia il contest più romantico dell'estate, un selfie per esprimere il sentimento tra amanti, padri e figli, con l'animale domestico, con la nonna, tutto nella cornice di Siculiana. La città tra il borgo antico e il borgo marinario di Siculiana Marina infatti è ricca di scorci, vicoli, spiagge e altri luoghi romantici. Il contest porterà gli innamorati a immortalarsi in un autoscatto dentro il contesto della città degli sposi per raccontare se stessi e un luogo. Vasami è un contest che coinvolge tutto il territorio comunale, ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito. Spetterà ai partecipanti scoprire gli scorci più suggestivi e i panorami più belli di Siculiana per immortalarsi e raccontarsi attraverso un bacio. Un motivo in più per raggiungere la città degli sposi, per promuovere l'iniziativa. Sono state commissionate 9 opere sul tema bacio all'artista locale Giuseppe Sinaguglia, che verranno riprodotte e installate in diversi posti del comune di Siculiana. Il contest verrà presentato nel corso delle serate di apertura degli eventi estivi promossi dal comune di Siculiana il prossimo 16 luglio. La giuria selezionerà 12 selfie che verranno utilizzati per la realizzazione del calendario 2024 di Siculiana, città degli sposi, previsti anche premi e riconoscimenti per i partecipanti all'iniziativa. Consegnato il riconoscimento per il cavaliere Salvatore Imbesi, luogotenente della Guardia di Finanza, nel corso di una semplice cerimonia ma emozionante dal vicepresidente nazionale Francesco Pira e dalla presidente di Agrigento Volpe. Dal gennaio 2022 ad oggi il Corpo, nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, ha continuato ad assicurare un'ampia azione di contrasto ai traffici illeciti via mare. Ciò è stato possibile grazie al dispositivo di vigilanza dislocato lungo tutta la costa nazionale,
in cui reparti operativi aeronavali si coordinano con i comandi provinciali sul territorio. Tale sinergia ha consentito, nel corso di 411 operazioni, di arrestare 305 scafisti, concorrendo al salvataggio di più di 46.000 migranti. Luogotenente Cariche Speciali Salvatore Maurizio Embesi, comandante della Tenenza di Mussumeli. Luogotenente Cariche Speciali Vittoriano Pellegrino, comandante della Tenenza di Metaponto. Luogotenente Cariche Speciali Mario Iannucci, comandante della Tenenza di Suzzara. Luogotenente Cariche Speciali Nicola Berloco, comandante della Tenenza di Oderzo. Luogotenente Cariche Speciali Diego Provace, comandante della Tenenza di Porto Recanati. Luogotenente Cariche Speciali Antonio Giorgi, comandante della Tenenza di Sora. Elogio consegnato dal comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, con la seguente motivazione. Reggimento attenti! Per aver operato quale comandante di reparto territoriale con lodevole spirito di sacrificio, contribuendo a garantire la tutela della legalità economico-finanziaria nella circoscrizione di competenza. La meritoria azione di comando permetteva al reparto di conseguire brillanti risultati operativi, suscitando l'apprezzamento delle istituzioni e della cittadinanza. Territorio nazionale, giugno 2022, giugno 2023. Reggimento Riposo! La ricompensa costituisce un segno di apprezzamento del quotidiano contributo di tutti i comandanti di reparto isolato, che, in prima linea, assicurano costantemente il controllo economico del territorio a tutela dei cittadini. Dal gennaio 2022 ad oggi, l'attività di controllo economico del territorio, ad opera dei reparti del Corpo, ha permesso di procedere al sequestro di oltre 700 milioni di prodotti contraffatti. Presentato ieri a Palermo il calendario dell'edizione estiva 2023 del Castelbuono Jazz Festival. Siamo a un'altra edizione di questo importante evento, il Festival del Jazz di Castelbuono. Quest'anno la novità che ho accolto con grande piacere è che il festival è diventato itinerante, quindi riflettori accesi non solo su Castelbuono ma anche su tanti altri comuni della nostra Sicilia. La Sicilia è bellissima tutta, è un'isola magica, è un'isola che fa sognare. Chiaramente questa buona musica aumenta il valore, no, di quello che possiamo offrire, e quindi diventa un festival di questo genere, diventa un grande attrattore per il turismo. Tanti turisti che hanno scelto come meta la Sicilia, avremo dei numeri veramente importanti. Tra l'altro mi fa piacere che questo festival non si ferma al periodo estivo, abbiamo il primo periodo dal 16 luglio a fine agosto, ma ci sarà la fase invernale, no? E quindi quella destagionalizzazione di cui tanto parliamo, ma oggi nei fatti effettivamente si concretizza, perché molti turisti scelgono come meta la Sicilia anche in altri periodi dell'anno, e noi quindi abbiamo il dovere di offrire dei servizi di qualità e eventi culturali, perché la musica è cultura, chiaramente per noi diventano fondamentali. Quindi ringrazio l'organizzazione, tutti coloro che hanno consentito negli anni la realizzazione di questo festival, che tra l'altro è sempre più migliorato in termini di qualità e di professionisti, e chiaramente tutto ciò rientra nella mission del mio assessorato e nella programmazione triennale che io ho dato all'assessorato al turismo. Il 16 luglio inizia questa grande avventura con Paolo Fresu al San Focai, un concerto per Teleton alle 18 di pomeriggio. Una scelta anche non solo per il Teleton ma anche per l'ambiente. Quindi poi a Castelbuono quest'anno ci saranno delle scelte pensate, cioè non c'è il cantante di grido, ma abbiamo creato l'orchestra di Chiara Rocca per fare un omaggio a Johnny Torelli e le Luttazzi, c'è la musica brasiliana con Toquinho. Ma la cosa importante che mi sento di dire è che Castelbuono, il Nicchia Rocca Festival, oggi grazie all'impegno dell'amministrazione, ma io vorrei fare anche dare merito ad altri operatori e festival che ci sono in Sicilia, posso dire che oggi non esiste più soltanto
Umbria Jazz, ma possiamo dire che esiste anche Sicilia Jazz. Il premio giornalistico internazionale è dedicato a Cristina Matano, successo per Andrea Bosca, a Lampedusa Amore, il servizio. Grande successo per Andrea Bosca che con La Luna e i Falò ha aperto l'8ª edizione di Lampedusa Amore, appuntamento estivo legato al premio giornalistico internazionale intitolato a Cristina Matano, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015. Un pubblico folto e attento ha seguito la performance dell'artista con visibile partecipazione emotiva. Questa sera il testimone passerà a Ermal Meta e Marina Rey per la loro Notte in Musica, mentre domani, giornata finale, si inizierà con il convegno mattutino all'aeroporto di Lampedusa dal titolo Dalla guerra alle migrazioni, raccontare le crisi e l'Europa che verrà, durante il quale si alterneranno riflessioni e confronti sulle nuove sfide del giornalismo sul tema dei diritti umani e sui programmi per il futuro dell'Unione Europea, a meno di un anno dalle prossime elezioni. Si dibatterà sul Mediterraneo, insularità, mobilità, soccorso e solidarietà, sul ruolo fondamentale dei mass media e sull'osservanza delle regole deontologiche riguardo al rispetto della persona e della sua dignità. Gran finale sempre in Piazza Castello con la cerimonia di consegna dei premi giornalistici internazionali Cristina Matano per le sezioni stampa estera, stampa nazionale TV, radio, web, audio e video e giornalista emergente under 30. Durante la serata saranno assegnati riconoscimenti agli studenti delle Isole Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica e alle eccellenze lampedusane. Un momento con video e testimonianze sarà dedicato al decennale della visita di Papa Francesco a Lampedusa, mentre un premio speciale andrà alla società sportiva Calcio Napoli, simbolo vincente del Sud e perfetto esempio di integrazione di culture. E a Messina al via il bando per il nuovo terminal crocieristico. Di qualche giorno fa la notizia dell'avvio degli interventi del nuovo terminal, Messina sempre più protagonista nel panorama italiano. Sì, questo è un asset oramai fondamentale e in futuro lo sarà sempre di più. Adesso riproponiamo la gara del terminal, questa volta mettendo insieme anche la gestione, quindi un impegno importante che chiediamo agli operatori, che è quello di realizzare il terminal, ma anche e soprattutto di gestirlo per i prossimi 20 anni. Questo potrebbe costituire un'ulteriore spinta, perché chiaramente oltre all'autorità a quel punto ci sarà anche il gestore che spingerà per attrarre nuovi traffici o per consolidare sempre di più quelli che si stanno affacciando in questi ultimi mesi. Questo si collega anche agli sforzi che sta facendo la città per il turismo. Turismo e crocierismo camminano assieme. Non c'è dubbio, i crocieristi sono una specie di avanguardia, sono i primi turisti che arrivano da mare, però poi sono quelli che se si trovano bene ritornano loro oppure riferiscono di una città bella da visitare, quindi sicuramente questo è un lavoro sinergico che con il Comune, con le istituzioni del territorio è giusto continuare a portare avanti, perché non solo di turismo ma anche di turismo Messina e lo Stretto può vivere. Bene, questo è tutto per oggi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TV Notizie, augurandovi una buona serata.